Rieccoci allora in studio, torniamo a parlare della questione maltempo, emergenza maltempo in Veneto, in TG del Veneto, quindi per poter fare il punto della situazione su quanto sta accadendo. Ci siamo separati pochi minuti dopo una lunghissima diretta da questa mattina, in attesa di collegarci con Tiziana Bolognani a Feltre per capire la situazione in quella zona. Prima di vedere il punto della situazione di oggi con il governatore Luca Zaia, l'assessore regionale alla protezione civile Bottacini e il capo della protezione civile nazionale Borrelli, vi do un aggiornamento sulle questioni scuole chiuse. Abbiamo parlato poco prima di separarci per una brevissima pausa pubblicitaria. Dicevamo Padova, le scuole domani aperte tranne in alcune situazioni, ad esempio ci informano che domani scuole chiuse nel comune di Bovolenta, dove si attende la piena del Bacchiglione perché si trovano in area golenale, quindi a Bovolenta domani scuole chiuse. E ci informano dalla nostra redazione di Vicenza anche ad Asiago per il blackout restano chiuse anche domani, quindi per quanto riguarda la provincia di Padova scuole chiuse soltanto per ora a Bovolenta e in provincia di Vicenza ad Asiago per il problema del blackout. Vi aggiorneremo poi per il quadro generale della questione scuole. Allora, questa mattina il capo della Protezione Civile Nazionale ha incontrato a Marghera il presidente Zaia e l'assessore Bottacin per fare il punto della situazione del maltempo nella nostra regione. Il servizio prima di collegarci con Tiziana Bolognani da Feltre. Vediamo. Un Veneto martoriato dal maltempo. L'ha definito così il governatore Zaia, che insieme all'assessore regionale Bottacin ha incontrato il capo della protezione civile nazionale Borrelli. Qui la situazione è particolarmente pesante, lo è stata, speriamo che siamo sulla via della risoluzione delle problematiche, soprattutto le criticità, le preoccupazioni per i corsi d'acqua che potevano esondare, quindi stiamo andando bene e speriamo che presto possa passare questa ondata di maltempo e di piena dei fiumi veneti. Bisogna fare un piano strutturale per la prevenzione, soprattutto pulizia dei fossi, manutenzione del territorio. Io ho visto nel corso delle mie visite di questi giorni purtroppo una situazione diffusa, Sicilia, Calabria, Puglia, ovviamente adesso le regioni del nord. Bisogna lavorare per la messa in sicurezza del territorio e permettetemi di dire, perché noi ci occupiamo anche e soprattutto di prevenzione non strutturale, bisogna lavorare per la prevenzione, per la conoscenza dei rischi. Molte persone si sono messe a repentaglio in occasione di questo evento. Belluno, la provincia più colpita, e ora l'attenzione maggiore è sui fiumi, il Piave in particolare. Quindi danni inimmaginabili e danni che andremo a quantificare, quindi l'appello che faccio a tutti i cittadini è di raccogliere più materiale fotografico che hanno e portarlo ai loro sindaci, e ovviamente la conta dei danni la si fa, anche se in maniera informale all'inizio, in maniera tale che il sindaco mi porti una pratica poi che abbia un conto comunale. Tutti i fiumi principali sono monitorati fin dalle prime ore perché ovviamente sapevamo che l'evento era particolarmente intenso, quindi c'è stato lo spiegamento delle forze sia regionali che della protezione civile e quindi tutti i fiumi vengono costantemente monitorati perché l'evento e i colmi di piena ancora non sono totalmente transitati. L'esperienza del 2010 è servita al Veneto, che si è attivato per realizzare opere in questi anni. Abbiamo capito come bisogna fare però, abbiamo capito che le previsioni sono fondamentali. Vi ricordo che noi già lunedì chiedevamo di chiudere la scuola e attivavamo la protezione civile nazionale anche quando c'era qualcuno che diceva che stavamo esagerando. Dall'altro poi le opere, 411 milioni di euro di opere che abbiamo portato avanti in questi 8 anni hanno fatto la differenza. Qualcuno potrà dire, vabbè, ma cosa hanno fatto? Vi dico solo che nel 2010 ha piovuto di meno, c'è stata meno pressione dell'evento atmosferico e abbiamo avuto 32 sfondamenti arginali, cioè gli argini si rompevano, sembravano fatti di crema, non più di solidi. E in questa invece ondata di maltempo, più pioggia, più pressione dell'evento atmosferico, nessuna rottura arginale, gli argini hanno tenuto perché? Perché abbiamo tutti rinforzati. Cosa ci si deve aspettare nelle prossime ore e poi anche nei prossimi giorni? Ma adesso ci sarà qualche ora di tregua e poi ci saranno ancora piogge
sono stimati 100 mm per la giornata di giovedì, sono pochi in assoluto, però considerando la situazione che c'è soprattutto nel bellunese siamo preoccupati. La preoccupazione dunque dell'assessore regionale della protezione civile Bottacin nel suo lungo viaggio di oggi nel bellunese. Tiziana Bolognani, prima di approdare a Feltre, dove fra poco ci collegheremo, nel suo lungo viaggio di oggi ha toccato anche la zona di Mas di Sedico, con situazioni davvero terribili da vedere. Allora vediamo il servizio da Mas di Sedico. Da Belluno ci siamo spostati a Mas di Sedico. Qui il torrente Cordevole ha causato una devastazione che le immagini che vi abbiamo mandato vi fanno ben vedere e tastare con mano. È una situazione di grande emergenza. Lì in fondo sulla mia destra c'era la sede di una storica impresa edile di Belluno, la Roni, che la furia dell'acqua del torrente Cordevole si è completamente portato via. Il ponte che porta a Sospirolo è chiuso perché l'acqua questa notte, l'ondata dell'acqua questa notte ha superato le barriere, ha divelto il guardrail, vedete il legname, i tronchi di legno che si sono fermati sul ponte. Nicolò abita proprio di fronte al ponte e ci puoi raccontare che cosa hai visto? Intanto ha iniziato a esondare il ponte più come se fosse stato un lago, c'erano 20 metri di acqua e poi abbiamo visto in diretta l'edificio volare giù all'interno del Cordevole. L'acqua ha scavato sotto e poi l'edificio in un attimo è volato giù tutto intero, scivolato all'interno del fiume. Puoi dire che ore erano più o meno? Era alle 11 meno un quarto, erano 10:45 di sera e alle 10:20 è iniziato a esondare qui, però per fortuna dopo l'onda di piena è passata e si è fermato, perché sennò era tragica per tutto il paese. Per tutto il paese, perché stiamo vedendo che ci sono molti volontari all'opera che stanno lavorando per il... Non avevate mai visto una cosa del genere? No, mai. Mai. Avete avuto paura? Sì, obiettivamente sì, perché non sapevamo quanto pericolosa potesse essere. È andato giù la casa, dentro adesso è giù tutto. Perché comunque qui non si sapeva quanti metri ancora potesse scavare l'acqua e fin dove potesse crollare tutto dentro il Cordevole. Grazie. Nulla. Grazie mille. È un momento, come dire, diciamo anche di grande curiosità, mista all'apprensione, perché questa notte qui si sono vissuti davvero momenti impressionanti, momenti drammatici, vero? Che cosa è successo? Io non abito proprio qui vicino, abito a 1 chilometro da qui, però si sentiva il Cordevole, il rumore di questo fiumiciattolo, diciamo, che normalmente è un fiumiciattolo. Che è normalmente un fiumiciattolo, si è ingrossato molto partendo naturalmente dalle valli agordine a nord, si è ammassato qui, è straripato perché evidentemente anche tutta questa massa di legname lo ha fatto straripare. Evidentemente quello era il punto più debole, il punto più stretto e se l'è mangiato, in un minuto, sì. Tutto il paese là. Tutto il paese. I ragazzi l'hanno visto in diretta, quindi se vuole chiedere a lei, grazie. Loro sapranno dire lei. Grazie. Questo accadeva dunque a Mas di Sedico con il Cordevole, la situazione del torrente Cordevole. Adesso invece dalla provincia di Belluno però vedo, ce l'abbiamo. Allora restiamo in provincia di Belluno, restiamo con Tiziana Bolognani che il nostro Nicola Marcato ha raggiunto. Allora Tiziana, sei dove ci siamo detti, sei a Villaga?
Feltre? È proprio così, Nicola. Sono a Villaga assieme a Nicola Marcato, tutto attorno però come potete vedere è buio, la corrente manca anche in questa zona del Feltrino e riusciamo a farvi vedere con il faro della telecamera i rami abbattuti dal vento, perché qui la tromba d'aria ieri è stata davvero devastante e la stragrande maggioranza delle case che sono proprio a ridosso della montagna sono state letteralmente scoperchiate. Una di queste è proprio alle mie spalle e si vedono intanto sul muro le macchie dell'umidità, le macchie dell'acqua e poi un telo messo a protezione, un telo bianco. Qui dietro di me c'è un albero che è stato spezzato dal vento e dietro questa casa, verso il bosco, le abitazioni sono tutte rovinate e ci sono molte tegole evidentemente che sono già state ammucchiate per strada o nei cortili. Le case però sono al buio, non c'è nessuno, evidentemente le persone sono state fatte evacuare, si sono spostate, avranno trovato ospitalità da parenti, da amici. Sappiamo che la solidarietà a Feltre nelle ore, nei minuti immediatamente dopo la tromba d'aria ieri sera è stata come al solito enorme, tutti si sono dati da fare per aiutare i più sfortunati, quelli che hanno subito i danni maggiori e certo dal punto di vista della sicurezza stare in un'abitazione senza un tetto con le tegole volate non è sicuramente l'ideale, ma ci sono anche moltissimi danni agli infissi, ci sono molte tapparelle divelte e questa è la situazione che vi possiamo documentare in questo momento. Ci spostiamo tra poco, se volete, se ce lo consentite, se c'è tempo, prima della chiusura del telegiornale, in un esercizio, un'attività commerciale dove ci sono alcune persone che stanno discutendo evidentemente anche della situazione che si è venuta a creare qui nel Feltrino, Villaga. Ok. Perfetto, allora vediamo se riusciamo a ricollegarci. Nicola, sì. In ogni caso ci ricolleghiamo anche nelle edizioni successive, ma vorrei riuscire a ricollegarmi alla fine con te per sentire quelle persone. Allora, ci separiamo un secondo, andiamo avanti con l'ITG, se riesci a sentire allora quelle persone, avvicinarti a quelle persone. D'accordo, a più tardi. Grazie a voi. Rossana Bolognani. Questo accade a Villaga, avete visto, un'altra situazione spettrale. Provincia di Venezia, Noventa di Piave, a Noventa è stato evacuato per precauzione nel pomeriggio, abbiamo raccontato l'outlet, e dove fino a qualche minuto fa c'era l'emergenza di Romanziola. Abbiamo sentito il sindaco di San Donà di Piave che ha detto insomma in questo momento il livello sta salendo in modo molto più lento, però sono state ore davvero terribili, davvero di fiato sospeso. Allora, quanto accaduto a Noventa oggi? Vediamo. Il viaggio da Ponte di Piave a Noventa è tutto così, una lunga carrellata sulla golena sommersa, con la sommità dell'argine appena al di sopra del livello del fiume. Il piano terra di questa casa è completamente sott'acqua ed anche il cartello stradale parla chiaro. E man mano che si scende lungo l'asta del Piave la preoccupazione sale, in particolar modo a Noventa, dove nel primo pomeriggio arriva l'ordinanza di sgombero del grande outlet dell'abbigliamento. Troppo rischioso avere presente in un'area ristretta un numero così grande di persone. Se l'argine a poche centinaia di metri da qui dovesse rompere, non ci sarebbe il tempo per intervenire. L'annuncio arriva dagli altoparlanti e nel giro di mezz'ora a lasciare il complesso sono circa 800 dipendenti e oltre 3.000 clienti. Alla fine il parcheggio, sempre pieno d'auto, si presentava così, con i nuvoloni neri ad annunciare ancora pioggia. A far temere è l'argine sinistro del Piave, così a metà pomeriggio il fiume a ridosso del centro di Noventa, con questa paratia a rischio cedimento, rinforzata e tenuta costantemente monitorata. A Romanzioli invece, sorvegliato speciale è questo tratto dell'argine di San Marco. Qui Protezione Civile, Genio, Vigili del Fuoco e Carabinieri controllano da ore il livello dell'acqua e questi grandi sacchi riempiti di sabbia rinforzano l'argine nel suo punto più basso, dove la piena, al suo culmine verso le 2, non ha fatto tracimare il fiume per pochi centimetri.
Sul posto anche il sindaco della città metropolitana di Venezia, Luigi Brugnaro. Siamo tutti quanti in apprensione, però abbiamo fatto chiudere le strade tutte intorno, abbiamo un po' fatto attività di prevenzione, teniamo aperte le strade sempre per eventuali forze di sicurezza, è questione penso di un'ora e mezza, 2, e poi penso che ce la facciamo. Se gli argini tengono, direi insomma, io voglio essere fiducioso. Chiusa il traffico, le strade nei dintorni ed i carabinieri sono passati casa per casa chiedendo ai residenti di lasciare l'abitazione per qualche ora, fino a quando il pericolo non sarà scongiurato. Adesso stiamo chiedendo alle famiglie di 4-5 ore uscire dalle loro case qui vicino alla Monzal per poter metterci più in tranquillità. Poi speriamo non succeda naturalmente niente, però un sindaco in queste case deve prendere tutte le precauzioni del momento. Insomma. Di quante persone stiamo parlando? Stiamo parlando di una trentina di famiglie. Situazione presidiata anche dai lagunari, giunti sul posto dopo aver portato a termine una quindicina di interventi per mettere in salvo altrettante famiglie rimaste intrappolate nella golena di San Donà di Piave. Le acque defluiscono ed il livello scende lentamente, ma prima di tirare un sospiro di sollievo bisogna attendere il gioco delle maree in laguna, che potrebbe rallentare nuovamente il deflusso. Intanto riprende a piovere e mentre questo inaspettato arcobaleno sorride alla fine di una giornata difficile, dall'altra parte il sole al tramonto si tuffa nelle acque del Piave, ancora minaccioso, ancora sotto stretta sorveglianza. Questo accade a 90, prima di separarci per la pubblicità vi do il veloce riepilogo, quindi segnatevelo se avete carta e penna, delle scuole aperte e chiuse domani, in questo momento Belluno scuole chiuse domani, a Padova scuole aperte ma sappiamo che a Bovolenta resteranno chiuse, abbiamo avuto l'aggiornamento poco fa, a Treviso scuole aperte tranne che a San Biagio di Callalta, a Zenson di Piave e a Salgareta, a Venezia scuole aperte tranne Fossalta di Piave, Noventa di Piave, Musile di Piave, Sandona di Piave, Jesolo ed Eraclea. In tutte le altre zone della provincia restano aperte. A Verona le scuole aperte, a Vicenza scuole aperte salvo decisioni dei sindaci dei comuni maggiormente colpiti. Uno di questi è Asiago per il blackout e i danni che sono stati per l'abbattimento degli alberi. Quindi ad Asiago domani scuole chiuse. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, allora in diretta, siamo davvero quasi al termine del TG del Veneto, ma prima ci ricolleghiamo con Feltre a Villaga, la nostra Tiziana Bolognani, in quella zona spettrale, quasi un paese fantasma. Ti chiedo solo una cosa Tiziana, estrema sintesi, perché siamo veramente in chiusura. Senz'altro Nicola, estrema sintesi con il signor Vittorino che ci dice che cosa ha visto e sentito ieri quando si è scatenato l'inferno qui a Villaga. Cosa ha visto? Un tempo veramente brutto e cattivo. È cominciato verso le 2 così, un po' di vento e pioggia e dopo sempre di più, finché alle 3 ho dovuto chiudere perché mi spazzava dentro le porte e tutto quanto. È vero, lei ha detto che l'ultima volta che aveva visto un tempo simile era il 4 novembre, però del 1966. Sì, sono vecchio. Ma c'era vento, ma non così, così una cosa esagerata. Dicono oltre i 120 all'ora, allora ha fatto tanti e tantissimi danni, tanti. Tanti danni, allora tantissime le case scoperchiate a Villaga, avete sentito, noi siamo all'interno del bar del signor Vittorino, Bar Giusti, e lui da questo osservatorio privilegiato, da queste sue vetrine ha potuto vedere la devastazione. Nicola, siamo davvero stretti con i tempi, me ne rendo conto, ti restituisco la linea, ci sentiamo più tardi se siete d'accordo. Pesta con i nostri Tiziana Bolognani e Nicola Marcato e allora adesso lanciamo il meteo e fra poco il telegiornale di Venezia. Allora, il meteo, grazie per averci seguito. Ben ritrovati al meteo. Sarà una giornata più asciutta ma qualche pioggia non mancherà. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto tornerà ad essere maggiormente stabile il tempo. Sulla nostra regione il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso ovunque. Qualche fenomeno tuttavia non è da escludere sulle province occidentali. Entro la nottata peggiora nuovamente un po' ovunque. Temperature minime tra 6 e 10 gradi.
Le massime invece si attesteranno tra i 13 e i 18 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Condizioni di tempo asciutto e stabile, con ampio soleggiamento un po' ovunque. Il cielo infatti sarà poco o parzialmente nuvoloso su tutti i settori. Entro la nottata sarà via via più instabile, con precipitazioni temporalesche diffuse e anche forti. Temperature minime tra 8 e 11 gradi. Le massime invece oscilleranno tra i 16 e i 19 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto lo scenario, anche sulla nostra regione infatti sarà inizialmente buono con qualche nube sparsa, ma col passare delle ore peggiorerà un po' su tutti i settori, con piogge via via più frequenti e localmente anche di forte intensità. Temperature minime intorno ai 9 gradi, le massime invece oscilleranno tra i 12 e i 13 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.